Benvenuti all'incontro con la scrittrice Antonella Suez, che parlerà del suo libro Il mio nome è Ansia. È difficile parlando dire che ci sono le parentesi intorno alla N, no? Perché si gioca tra Asia e Ansia, che ne parlerà conversando con Martina Del Piccolo, critica letteraria, e che farà da moderatrice, per cui io vi saluto poi e lascio condurre. Per chi non mi conosce, mi chiamo Raffaele Perrotta, sono il presidente pro tempore dell'associazione La Prora, che insieme all'assessorato alla cultura ha organizzato questo incontro, che è nato con una presentazione di libro, ma si è evoluta come tavola rotonda. Si parla spesso di collaborazione pubblico-privato, se ne parla molto nel campo sanitario, nel campo assistenziale, nel campo ambientale, nel campo economico, però qui è l'esempio che è proficuo nel campo culturale, no? Che fa parte del campo ampio sociale, quindi siamo nel mondo della responsabilità sociale, no? Quindi società, economia e ambiente. E credo che qui il ruolo delle associazioni culturali sia importante, perché da una parte fanno da ponte, dall'altra parte fanno da catalizzatore tra il fabbisogno di cultura dei cittadini e l'offerta che il pubblico, e qui diciamo nel caso di Udine c'è molta offerta, c'è molta proposta, propone, e quindi quanto più si riesce a conciliare domanda e offerta, tanto meglio riescono le iniziative e c'è soddisfazione. Hanno collaborato a organizzare questo incontro anche altre associazioni, in particolare l'Associazione Nazionale Pedagogisti, Lucid, che è l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, e anche l'AICA, che è l'Associazione per l'Informatica. Vi chiederete cosa c'entra l'AICA, ma l'AICA c'entra, qui parliamo e parleremo in generale dei temi dell'adolescenza, anche al di là del tema specifico del libro, ma comunque emergerà nella discussione della tavola rotonda, e sappiamo quanto nel periodo dell'adolescenza i rischi che comporta un uso inconsapevole o errato di questi strumenti, e quindi l'associazione è particolarmente sensibile a questi aspetti e quindi è entrato in questa rete. Parteciperanno subito dopo alla tavola rotonda il dottore Daniele Garboni, il quale è docente presso il Centro di Formazione Professionale Civifor, nella sede di Trieste in particolare, che è docente di cultura, di competenze culturali di base e digitali, e quindi ritorna a questo tema anche del digitale, e quindi è in contatto con gli adolescenti, ne conosce molto bene le problematiche. E abbiamo con noi anche la dottoressa Valentina Dotto, che è responsabile di comunità minori, famiglia e disabilità per il comune di Udine, e che in particolare è stata coinvolta per un progetto sulla povertà educativa svolta proprio in casa Cavazzini, e quindi questo per certi versi giustifica perché siamo qui. Per me naturalmente è un grande onore, perché avere a disposizione questa sala bellissima per l'associazione è un grande privilegio. Quindi ringrazio anche la dottoressa Dania Granzinic, che dirige i Civici Musei, che ci ospita. Dunque, do brevissimamente la parola a Roberto Ronutti, in rappresentanza delle associazioni che collaborano. Ringrazio anche la libreria Taranto, lei che ci supporta. Grazie Raffaele. Io e Raffaele abbiamo una cosa in comune, che è l'AICA, perché siamo vicepresidenti regionali dell'AICA. Io, ahimè, ho troppe cariche questa sera, ma è un caso, perché sono presidente dell'UCI di Udine, che è l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, come giustamente l'ingegnere Perrotta mi ha già presentato, e sono imprenditori per il bene comune, e sosteniamo e valorizziamo questi tipi di incontri e questa formazione, perché ci piace fare cultura di alto livello, e quindi soprattutto con queste tematiche sono molto molto importanti.
Poi sono il vicepresidente dei pedagogisti Friuli Venezia Giulia, e quale ringrazio il nostro socio che ci rappresenta in questa tavola rotonda, e vi porto i saluti di Susanna Ferrari, che è la nostra presidente regionale, e appena Ingegner Perrotta mi ha chiesto aiuto per questo, ho detto volentieri perché noi lavoriamo con il disagio tutti i giorni. Nella nostra specializzazione nel settore dei pedagogisti del Friuli Venezia Giulia abbiamo varie tipologie di intervento, ma con i ragazzi in difficoltà è un'area veramente importante che ci permette di aiutare le famiglie e i ragazzi. Poi io in particolare, essendo un gestore di una scuola privata, di un centro studi, dove situazioni di questo genere le vivo ogni giorno, in ogni momento, e su questi percorsi per i ragazzi che hanno bisogno di aiuto bisogna investire, e non è semplice perché sia nelle strutture pubbliche che private sappiamo che c'è grande bisogno, ma ci sono molte difficoltà e non è facile. Io mi ritengo fortunato perché noi, sia come pedagogisti che come istituzioni, a volte riusciamo a creare dei percorsi personalizzati e dove non riesce il pubblico interveniamo collaborando insieme e dei risultati riusciamo ad ottenere, e questo è veramente molto importante perché di fondo abbiamo visto che il disagio è aumentato in questo ultimo periodo. Il Covid poi ha messo la gocciolina, proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e abbiamo situazioni veramente impegnative, quindi sia i pedagogisti, i psicologi, tutti quanti gli addetti nel settore si trovano in questo momento in una situazione di sovraccarico proprio sulle richieste che abbiamo, e questo poi è una cosa importante, poi ne discuteremo poi durante la presentazione di questo libro. E lo vedete tutte, AICA, UCIT, pedagogisti, quindi ringrazio tutti voi e ringrazio anche Ingegner Perrotta per questa presentazione veramente importante, e rimaniamo sempre a disposizione per altri eventi. Grazie a tutti. Grazie Roberto. Allora do la parola all'assessore Federico Angelo Pirone, assessore istruzione, università e cultura del Comune di Udine. Grazie, tanto buonasera, grazie all'ingegner Perrotta e a tutti i relatori, soprattutto le relatrici, a tutte le realtà, le associazioni, non le ricito, ma mi unisco appunto ai ringraziamenti, che hanno partecipato a questa serata, che diciamo ha come fulcro il libro di Antonella Sguez, ma come dire, è nata anche sotto un'intenzione di indagare, diciamo, con profondità quella che è una condizione giovanile che vivono appunto ragazzi e ragazze della nostra città e in generale in questo tipo di contemporaneità. La funzione del museo non è solo quella di accogliere delle opere, di conservarle e di divulgarle, ma è prima di tutto, e lo sa bene qui anche la dottoressa Gramsci e tutti gli operatori che qui lavorano, quello di essere un luogo di senso, un luogo di produzione, di sapere, di conoscenza, in senso anche più lato rispetto a quello che ci racconta il nostro patrimonio artistico. Quindi oggi, diciamo, non parliamo di un'opera d'arte, non parliamo di un movimento artistico in particolare, ma mettiamo giustamente a fuoco quella che è, un po' più a fuoco, quella che è la condizione che vive una parte significativa della nostra città, che è quella appunto degli adolescenti, a cui credo, e qua diciamo riprendo anche il titolo di un libro che proprio ieri abbiamo presentato in biblioteca di Tamburlini, del pediatra Tamburlini. Il titolo è I bambini in testa. Se avessimo tutti noi adulti in testa i soggetti appunto pensanti, i soggetti che corrispondono ai nostri ragazzi e ai nostri bambini, forse la società sarebbe diversa, sarebbe forse più giusta, sarebbe più capace anche di rispondere a quella che è una richiesta di attenzione che si esprime nel disagio, si esprime in
diverse forme di disagio, ma è che innanzitutto credo una richiesta di attenzione, una manifestazione di esistenza. Esistiamo, ascoltateci. Ecco, credo che i nostri ragazzi, i nostri bambini non vadano giudicati. Commetteremo un grandissimo errore a metterci noi da adulti sopra di loro. Siamo stati tutti bambini e ragazzi, tutti noi abbiamo avuto il nostro percorso, la nostra maturazione. Vadano innanzitutto ascoltati, compresi in quella che è la loro, anche la difficoltà, la complessità di quello che stanno vivendo. Noi come istituzioni pubbliche, qua appunto c'è la dottoressa Valentina Dotto, cerchiamo di fare il possibile, sappiamo di non essere autosufficienti, sappiamo di avere bisogno di una grande alleanza con le realtà private, con gli operatori privati per poter affrontare questa che è una sfida molto complessa. Ecco, io credo che la città di Udine abbia tutte le competenze per poterlo fare e sono contento che anche questa sera, come dire, anche questo patto tra pubblico e privato venga appunto ribadito. Quindi grazie davvero, grazie ingegnere, questa è veramente la casa di tutte e di tutti e noi anche questa sera lo vogliamo ribadire. Buona serata. Grazie, passo il bastone del comando a Martina. Grazie Antonella per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie all'assessore che ci ha portato Federico Pirone proprio già dentro il tema, soprattutto quell'invito alla sospensione del giudizio di fronte alle fragilità dei giovani, perché spesso tendiamo a semplificare e etichettare proprio questa loro dimensione interiore. Grazie alle associazioni che hanno reso possibile questo bell'incontro, in particolare a Raffaele Perrotta, all'associazione La Prora, perché in qualche modo ha intersecato, no? Queste nostre competenze o sensibilità proprio per trovarci sì a parlare di questo tema, ma forse veramente a metterci noi in ascolto, partendo dal romanzo di Antonella Sbuelzer. Grazie a chi ci ospita, a Vania Granzinic, direttrice dei Civici Musei, perché ha un significato aggiunto essere qui e parlare proprio qui di disagio, perché l'arte è capace di tradurre, di esprimere il disagio esistenziale. Penso a quel contrappunto, quel bellissimo progetto dei Civici Musei, e mi viene in mente un'opera in particolare di una donna, Giulia Iacolutti, quel cantore che lei riprende da un altro artista, Lucio Fontana. Qui c'è un bel dialogo tra generazioni, ne parleremo di generazioni, però quest'opera in questo cantore che riporta le ferite che rimandano all'autolesionismo, che è una pratica purtroppo sempre più frequentata, ecco, uso questo termine, dai giovani, tristemente frequentata dai giovani. Allora l'arte riesce a raccontare, a esprimere, a andare in profondità in questo disagio. L'arte, come questa arte che è la letteratura, e uso letteratura potendolo usare per Antonella Sbuelzer, perché non tutto ciò che viene pubblicato è letteratura, diciamolo, questa è letteratura. Antonella Sbuelzer, poeta, scrittrice, saggista, pluripremiata, non sto a ricordare tutti gli importanti riconoscimenti. E la sua scrittura ci ha abituato piacevolmente, pur sorprendendoci ogni volta con storie avvincenti, alla sensibilità, alla competenza. Comprendiamo che dietro c'è una ricerca, c'è uno studio, c'è una cura, c'è la passione, c'è l'attenzione, ed è una scrittura poi che sa essere essenziale
personale, diretta, perché poi è in questa essenzialità che ci arriva e riesce ad attraversare proprio l'animo umano. Ci ha appassionato con i suoi romanzi storici e noi siamo in trepida attesa dell'ultimo romanzo di cui magari alla fine di questo incontro ci darà notizie Antonella. E poi ci ha sorpreso perché ci ha portato per mano dentro la prospettiva dei giovani, degli adolescenti. E già, lei è insegnante, sì, vabbè, in pensione, ma certi mestieri non vanno d'accordo con la parola pensione, durano per sempre, no? Non è possibile smettere di essere, credo, insegnanti. E forse da quella tua esperienza, chi lo sa, ci conduci per mano e ci porti a metterci in ascolto di storie di giovani. Ci siamo affezionati di Mattia, di Aziz e ora ci siamo messi in ascolto di Asia. Asia, sì, noi partiremo dal romanzo, entreremo dentro le pagine e vedremo come poi dal romanzo possiamo, ecco a che cosa serve la letteratura, condensare il vissuto, le storie, a raccontarci qualcosa su cui poi andremo ad indagare nella realtà attraverso i nostri due ospiti, perché andremo poi a contestualizzare, a capire, daremo anche dei dati e cercheremo di capire questo disagio. Asia è una sedicenne, è un nome bellissimo, ma per lei è troppo grande, in questo continente si perde, non riesce a trovare se stessa e allora sceglie per se stessa un nome un po' più vicino che però ben la rappresenta. Asia diventa ansia. Questa N tra parentesi che è sulla copertina del romanzo è un luogo speciale, è lì che è l'anima di Asia, è quella N, è un luogo segreto, è un luogo che riporta delle ferite. Asia ci viene presentata, in cui la capacità della scrittrice, in quelli che sono i due microcosmi dell'adolescenza, da una parte la famiglia, una mamma assente ma anche molto efficiente, e poi un papà egocentrico, e poi però c'è anche una figura che ha segnato un vuoto, una mancanza, un dolore, qualcosa che continua ad alimentare delle sensazioni e un qualcosa di irrisolto in Asia. Poi c'è l'altra dimensione, la scuola, ci si diverte tra i banchi di scuola, specie quando vengono tirate le gomme da masticare sul soffitto e si creano quasi un cielo stellato, ci sono scene molto divertenti. Poi ci sono le amiche di scuola che sono delle sorte di avatar, e c'è anche il bullo che è un clown, e andare in pesca col bullo non è male, no? Batte forte il cuore. Ci sono queste due dimensioni, la famiglia e la scuola, eppure Asia riesce a trovare un'affinità speciale con la nonna. È come se si saltasse una generazione, c'è un'affinità più stretta proprio con la persona che a livello di età è più lontana, e insieme condividono un'ansia, da una parte l'ansia dell'adolescente per il futuro, dall'altra parte l'ansia della nonna che sta perdendo la memoria, ma tra loro c'è un patto segreto e c'è un percorso che faranno, perché tu suddividi tra l'altro in 3 sezioni proprio il romanzo, è un perdersi, un cercarsi, un ritrovarsi, e queste due figure entrambe vivono una sfida enorme, quella che tu chiami, Antonella, la comfort zone, quella zona che è di me e che però dalla quale devo uscire per trovare l'altro, ed è un percorso che insieme fanno. E poi c'è il viaggio che è una medicina, e c'è l'amore che ha un significato importante in una scrittura, e qui mi fermo, che è un'alternanza profonda anche tra prosa e poesia, perché dove ci sono alcune pagine in cui c'è la poesia, perché in qualche modo quando la nonna diventa Nina, piccola bambina, e da lì non poteva forse che trovare quel tipo di linguaggio, questo mondo interiore. Allora io, leggendovi proprio le primissime righe del romanzo, do poi la parola ad Antonella che ci racconterà come nasce Asia.
e come lei è riuscita ad andare in profondità in questa ansia e in questo mondo, in questo rapporto e relazione tra le generazioni. Un lampo saetta in fondo al cielo, chiudo gli occhi per non vederlo e il buio inghiotte la luce. Come sempre, succede tutto in fretta. Anche per questo, adesso, vince lei. Il sistema nervoso simpatico ti dopa di adrenalina, il cuore accelera, imitato dal respiro. Le tue pupille si dilatano, i vasi sanguigni si restringono, la temperatura si abbassa, eppure la tua pelle suda. E quello che capita al tuo corpo quando ti azzanna l'ansia o la paura è l'amigdala, la zona del cervello che scatena e gestisce le emozioni. Ti detta distinto 2 reazioni, le più adatte alla sopravvivenza: o lotti o ti dai alla fuga. Io non lotto, non fuggo, mi arrendo, immobile, di più, pietrificata. Mi succede così da quella notte, una notte di fulmini e tuoni. Antonella Spuez. Come potete immaginare, allora non parto con i ringraziamenti, perché veramente questa serata è il frutto di una sinergia di persone belle, di istituzioni importanti, di associazioni che ci hanno creduto, quindi mi perderei i ringraziamenti che non sarebbero di forma ma che sarebbero veramente sentiti. Soprattutto io sarei tornata ad ascoltare Martina, perché veramente stava perfettamente rendendo quello che è il mondo di questo libro e quelle che sono le caratterizzazioni anche delicate, anche fragili, in particolare di Asia, ma Asia ovviamente, ciao Giulia, è l'emblema e un po' la portavoce di un'intera generazione. Il mio problema stasera è condensare tutto, perché non voglio portare via tempo agli altri interventi, quindi neanche io so bene da dove partire. Una breve contestualizzazione di quella che è la storia. Asia, appunto, è una sedicenne udinese, frequenta quella che per me rimarrà sempre la mia scuola, la Mignani, e ha rapporti buoni con alcune materie, rapporti meno buoni con altre, naturalmente. Un grande vuoto, una sorta di segreto nel suo passato che definisce una ferita, uno strappo, un'assenza che sta anche alla base dei suoi attacchi d'ansia, e un rapporto privilegiato con una nonna. Qui veramente c'è un po', come dire, un patto di alleanza tra generazioni, perché Asia ha 2 genitori, come capita spesso alla generazione di adulti che noi siamo, insomma, che siamo stati nel pieno della produttività, dell'efficienza professionale e lavorativa. I genitori ci sono genitori affettuosi, sono genitori per certi versi, non dico attenti, ma sicuramente motivati, interessati alle vite dei figli, perché Asia è il fratello più piccolo, con cui, come è comprensibile, il rapporto è di odio e amore al tempo stesso, ma sono anche genitori estremamente assorbiti, la mamma in particolare, dal lavoro, anche perché siamo rientrati poco da scuola dopo il Covid e c'è bisogno di riprendere il contatto con la quotidianità e di non perdere più colpi. E allora ecco che il rapporto speciale con i nonni, con la nonna, con nonna Anna, nonna Annina. Ma questo corrisponde a quello che io, insegnando fino a pochi mesi fa, ma i miei rapporti con i ragazzi proseguono, perché continuo ad essere chiamata nelle scuole davvero di tutta Italia per rapporti continui con ragazzi delle terze medie e delle superiori. Quello che ho realizzato è che c'è davvero un rapporto speciale, una sorta di patto di alleanza tra questi adolescenti e i nonni. Perché? Qui ci porterebbe lontano. Sicuramente nelle vite di questi ragazzi i nonni rappresentano presenze affettive rassicuranti, punti di riferimento affidabili e costanti, molto meno giudicanti dei genitori. Se i genitori rischiano oggi sempre più spesso di essere genitori divisi tra 2 categorie un po' radicalizzate, talvolta genitori assenti, talvolta genitori presenti, ma anche con molte attese, con molte aspettative, che quindi richiedono
essere performanti, parola orrenda ma sulla quale ci capiamo perché va tanto, no? È tanto diffusa e ci permette di capire. Ecco, questi ragazzi allora spesso sentono le richieste e le aspettative di tanti adulti di cui i genitori fanno parte. Genitori, professori, allenatori, insegnanti di danza, coach, insegnanti di, ci mettiamo dentro di tutto e di più, inglese, musica, pattinaggio, ritmica, artistica. Sappiamo benissimo che le vite dei nostri ragazzi sono sempre più strutturate e dense e piene di, e allora l'ansia. L'idea di scrivere di ansia a me è stata dettata in modo potente dai ragazzi stessi durante la pandemia, durante il Covid e poi subito dopo. Perché avevo organizzato, lo dico molto brevemente, avevo organizzato un lavoro diviso a gruppi in quel periodo per trovare, cercare insieme a loro modalità diverse che tenessero conto sì dell'apprendimento ma anche del momento di disagio che stavamo attraversando e loro per primi stavano attraversando. E quindi avevo assegnato ai ragazzi un lavoro che avevamo poi intitolato Alfabeto sentimentale al tempo del Covid. Ti ricordi, Martina? Ecco, che poi il Messaggero era piaciuto, mi avevano chiesto, era uscito su questa bella pagina della cultura. In sostanza i ragazzi divisi in gruppetti avevano il compito di illustrare per ciascuna lettera dell'alfabeto una parola scelta da loro, in vari modi, dando una loro definizione e poi scegliendo un passaggio narrativo che rappresentasse quella parola, una canzone, un personaggio di film o di fumetto e della narrativa, della letteratura, e poi volendo anche una loro rappresentazione grafica, che poteva essere un manga, un personaggio inventato da loro, un'immagine di vario tipo. Bene, la faccio breve. Su 7 gruppi di una classe, prevalentemente femminile, in 6 gruppi hanno scelto che cosa per la lettera A. Ora, potete immaginare che cosa io mi aspettassi da gruppetti prevalentemente femminili, che per la lettera A scegliessero che cosa, secondo voi? Amore o amicizia. Invece, con mia grande sorpresa, 6 gruppi su 7 non scelsero di illustrare e di soffermarsi su amore o amicizia, ma su ansia. Ansia, nelle mie vite. Perché poi le definizioni che diedero dell'ansia erano veramente alle volte al limite del disturbante anche per me. Quando io la definisco gelatinosa, questo è il termine che ha usato la mia ragazzina, gelatinosa, e allora qualche cosa che ti invade, che si espande, che colonizza, che riempie ogni anfratto, che non dà tregua. E da lì è nata l'idea di trattare questo problema. E allora, da una parte c'è Asia, che non si ritrova, come giustamente ha sottolineato Martina, nel suo nome, perché lei dice il mio nome evoca un continente intero, grande, affascinante, misterioso, mentre io, dice Asia, mi percepisco solo piccola, anonima e banale. In realtà è una ragazzina, al di là delle sue crisi di panico, piena di interesse e di vivacità, una ragazzina che si sta cercando, che cerca una sua strategia. E allora la sua vita, la sua storia, si intreccerà in 7 giornate, in 7 giorni e 7 notti, con la storia di una nonna. E se Asia si sta cercando, nonna Anna invece si sta perdendo, perché si trova nelle fasi iniziali di una malattia degenerativa come l'Alzheimer, sono soltanto le fasi iniziali, ma nonna Anna, che peraltro ha insegnato per una vita, è sufficientemente lucida da capire, da cogliere ancora in maniera consapevole che pezzetti, frammenti importanti, fondamentali della sua memoria e dunque della sua stessa identità si stanno dissolvendo, si stanno perdendo. E prima che ciò avvenga, nonna Anna allora sceglie di affrontare un viaggio, di darsi un appuntamento misterioso con il passato, perché c'è nel suo passato, un passato che risale alla seconda guerra mondiale, una persona che lei non ha mai conosciuto e che sente l'estrema necessità di conoscere. E quindi non ha una parte. Sarà il suo viaggio pieno di avventuroso, pieno di sfide, di incontri inattesi, di sorprese, prima di arrivare poi a Berlino, dove si è data un misterioso appuntamento con il passato. E come fa Asia a lasciare sola nonna Anna,
Non Anna che le ha chiesto di non rivelare a nessuno ciò che le sta succedendo. Ecco il patto fra generazioni. E Asia ha promesso che non lo racconterà. E quando la nonna parte, all'improvviso, senza quasi lasciare traccia, e quindi Asia è costretta a rincorrerla, lei si sente responsabile, parte alla ricerca della nonna e accanto a sé si trova quello che mai si sarebbe aspettato come suo compagno di viaggio e d'avventura, quello che lei riteneva il bullo della classe, ovviamente anche Tommaso il bullo, dietro quella che è soltanto una maschera, nasconde ben altro, anche lui un segreto, anche lui una ferita profonda, anche lui dei vuoti. Io qua mi fermo perché siamo tanti e non voglio, capisco che le cose non mi sono fatte, ma credo. Sì, allora io però ti solleciterei ancora su una cosa, poi allarghiamo il discorso. Ansia hanno scelto questi ragazzi e non amore, però tu indichi la strada dell'amore, è come se fosse la risposta a quell'ansia, perché c'è l'amore sì per Tommaso, perché insomma il primo innamoramento ci deve essere, è quel passo così bello in cui lei sente il mare nella voce proprio di Tommaso, ma c'è l'amore proprio nell'incontro con l'altro, anche in quel sentire a un certo punto, andando indietro al passato, quell'odore buono di bucato, quella sensazione che riporta ai valori, ai sentimenti, oppure ancora in quel racconto, in quella storia nella storia che tu inserisci a incastro breve breve, le due leonesse che salvano il leone, la solidarietà. Come stanno in relazione queste due parole, quel vocabolario, ansia e Asia, ansia e amore, vedi poi? Sì, hai toccato un'altra corda pulsante, indubbiamente questo è un romanzo di formazione, ma è anche un romanzo sulla scoperta delle grandi emozioni della vita, prima delle quali proprio l'amore sicuramente e l'amicizia, ma innanzitutto quella che per me è veramente forse l'emozione principe, e i ragazzi se ne accorgono a scuola, che è l'empatia. Io credo profondamente anche che la letteratura stessa non sia altro che un formidabile laboratorio di empatia. Che cosa ci insegna in fondo la letteratura? E questa è la sua grande sfida, ad entrare, ad accettare di uscire da noi per entrare in altre storie, in altre individualità, altre identità, alle volte anche altre epoche, altre geografie. E questa è la grande sfida. Ed è più che mai una sfida urgente e necessaria in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui le tensioni, i conflitti, la guerra. Mentre venivo qua io ho incontrato due gruppetti di ragazzi e avevo i brividi perché entrambi, adolescenti, stavano parlando di guerra. Tutti noi veniamo tutti noi, parlo per la maggior parte di noi, non tutti, grazie al cielo c'è Alice che ha neanche 17 anni, ci sono ragazzi, però molti di noi sono boomers e ci ricordiamo il periodo delle tensioni della guerra fredda, quindi le guerre e le tensioni le abbiamo vissute in altre situazioni e in altre forme, ma questi ragazzi lo stanno veramente vivendo in maniera completamente diversa. E allora scoprire l'empatia e la strategia dell'affrontare insieme, perché poi è quello che succederà a Tommaso ed Asia, capire che insieme si possono affrontare le paure, le fragilità, le difficoltà, mentre da soli è tutto davvero molto molto più difficile. E allora qua io di nuovo devo stare attenta a non allargarmi, ma quanto vorrei parlare di questi nostri ragazzi, di quello che prima giustamente hanno già detto Martina, Raffaele stesso, Perrotta, il bisogno che hanno questi Antonio, anche Federico, ti chiamavo con il nome del papà, perché naturalmente per me Federico è anche il papà che ho conosciuto prima e di cui ho un ricordo molto molto affettuoso. Quindi questi ragazzi sentono fortemente il bisogno di essere visti e ascoltati, cosa che non sempre garantiamo loro. Sentono un forte bisogno di senso di appartenenza, ma sono inquieti e confusi nel definire a che cosa appartenere, a chi appartenere. Perché per noi l'appartenenza passava attraverso l'ideologia, ma l'ideologia non tiene più. Quindi a chi, a che cosa appartenere? Eppure a quell'età tu sei più che mai bisognoso del branco,
e lo dico non in maniera deteriore, di un gruppo, di una collettività, di un'entità, di un noi che definisca la tua appartenenza, da cui tu ti senta accolto, accettato e all'interno della quale, comunità all'interno della quale, il confronto e lo scambio sia una continua messa in circolazione di confronti, di idee, di opinioni. Ecco, in tutto questo questi ragazzi sono orfani di qualcosa, quindi veramente abbiamo delle grandi responsabilità nei loro confronti. Qua naturalmente adesso passo davvero la parola, ma spero che su questi ragazzi non smettiamo di ragionare, perché c'è tanto da rivedere sugli stereotipi dentro i quali tendiamo ad appiattire. Grazie Antonella. E ora partiamo proprio da Asia e arriviamo a questi numeri, e qui ci sono tanti nomi dentro questi numeri. Sono state pubblicate proprio quest'anno una ricerca, un'indagine UNICEF e altre ancora. Li abbiamo un po' letti, andiamo a riprenderli. Il disturbo specifico di apprendimento, DSA, correlato al disordine psicologico, riguarda il 47% di un campione che è stato preso appunto dall'UNICEF. Tra le principali patologie: ansia, depressione, alienazione. Questo per quanto riguarda gli adolescenti. Ancora, un adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato. Anche l'iperconnessione, quindi parliamo del web, è tra le patologie. Il 39% avverte e soffre di una sintomatologia affettiva, ansioso-depressiva che potrebbe sfociare in una definitiva psicopatologia. Almeno 700.000 adolescenti sono dipendenti da web e videogame, strafati di TikTok, Instagram, Twitch. Rischiano di perdere il senso della realtà. Altri numeri: almeno 100.000 adolescenti italiani fra gli 11 e i 17 anni fanno un uso compulsivo e incontrollato di social e piattaforme di streaming. Quasi altrettanti si chiudono per mesi in camera, sostituendo il reale con l'irreale virtuale. Sono dati del 2023. A questi si aggiungono circa 500.000 ragazzi, soprattutto maschi, a rischio di dipendenza di videogiochi. Ecco, questi sono alcuni dati, ho pescato alcuni numeri che sono veramente allarmanti. Allarghiamo il nostro discorso e partirei da Davide Carboni, pedagogista, docente di competenze culturali di base digitali al Civicor di Trieste. Nella sua formazione proprio questo master di prevenzione e trattamento delle dipendenze da internet. A lui chiediamo un po' di andare proprio in questo mondo internet, che ha una grande potenzialità fatta di tanti aspetti positivi, ma anche spesso fuga, surrogato, rifugio, un'alternativa alla realtà, proprio che porta a una perdita di senso proprio della realtà. Ma chiediamo sempre a lei di andare proprio in quei luoghi comuni di cui parlava all'inizio l'assessore, cioè i pregiudizi con cui spesso etichettiamo i giovani e queste dipendenze da internet, sì, le nuove dipendenze, ma anche poi alcune sfumature che vanno a distinguere il disagio maschile dal disagio femminile. So che sono tante cose, tanti elementi, ma cerchiamo un pochino di fare chiarezza. Ma prima di questo io so che lei ha letto il libro, e sai Antonella, abbiamo fatto una breve chiacchierata ieri, c'è un passo speciale che abbiamo proprio riletto insieme e che Davide Carboni ha scelto e leggerà, che in effetti è importante perché è un passo dove c'è proprio la perdita delle certezze, dei punti di riferimento e che sono importanti, un po' le bussole, no? Per questi ragazzi. A lei. Grazie innanzitutto, buonasera a tutte e a tutti e grazie anche per questo invito. Io mi sono preparato, appena mi hanno invitato ho comprato il libro e l'ho letto d'un botto perché
si legge molto volentieri, è scritto per adolescenti, evidentemente c'è una parte adolescente in me che si è fatta prendere. E come faccio in classe, io dalla pandemia ho un'usanza, inizio l'ora sempre mostrando un'immagine, una foto, che ha a che fare ovviamente con la materia che insegno, sono prevalentemente le competenze digitali, ma che ha a che fare anche con l'attualità, ed è sempre l'occasione un po' per rompere il ghiaccio, un po' per entrare in relazione con i ragazzi e un po' per sentire anche cosa pensano loro e per passare anche magari qualche contenuto di attualità che non sia solo, ecco, le formule di Excel o una presentazione di PowerPoint. È una cosa molto bella e che ho deciso di mantenere. E allora ho pensato di iniziare così con voi, di iniziare con un'immagine. Non abbiamo il proiettore, ma l'immagine dovete immaginarla voi attraverso questo passaggio che vi condivido e che personalmente mi ha colpito. E non spoilerò, anche perché ha spoilerato molto l'autrice, quindi quello che dico mi sento autorizzato a farlo. Dico solo questo: siamo su un Flixbus, ci sono i due protagonisti, Asia e Tommaso, e a un certo punto Tommaso dice ad Asia: questo è un Flixbus a 2 piani, saliamo di sopra? Come mai, lo preferisci? Chiede lui. Sopra si balla di più. Ci penso, rimurgino le idee. Poi mi esce una risposta lunga, più lunga di quanto prevedevo, meno chiara di quanto vorrei. Ho già perso tutti i contatti con le certezze di sempre, con i miei punti cardinali, con mia nonna, mia madre, mio fratello, con Sara e le altre mie amiche, col mio mondo, anche se a volte mi asfissiava e quindi non mi dispiace, con la scuola, anche se a volte mi annoiava. Ho perso ogni contatto con la terra. Tanto vale per questo viaggio sentirsi un po' più vicini al cielo. Ecco, questa immagine mi ha molto colpito perché in questo passaggio ritrovo molto degli adolescenti con cui lavoro, con cui ho lavorato, e di cui qualcosa ho anche avuto modo di approfondire attraverso dei percorsi di formazione. La mia formazione è prevalentemente pedagogica, anche se insegno competenze digitali, questo è legato più agli studi delle scuole superiori. E devo dire che nel fare questo passaggio, nel provare a raccontare qualcosa, l'argomento è vastissimo, potremmo stare ore e cercherò invece di prendere alcune cose salienti che secondo me potrebbero essere utili per la nostra riflessione. Dunque, abbiamo detto la parola boomers. Ecco, quanti di voi, ognuno risponda a se stesso, quanti di voi si sentono boomers? Ma sapete chi sono i boomers? Ecco, spesso i ragazzi in classe mi provocano, scherzando, definendomi boomer, e io rispondo loro dicendo: no, mi dispiace, io non sono un boomers, perché i boomers, dovete sapere, sono quelli nati tra il 1945 e il 65-66, e sono quelli del boom economico, quelli che hanno conosciuto hanno iniziato ad avere elettrodomestici in casa, la televisione, ecco. E se potessimo riassumere un'altra immagine in una canzone, a me viene in mente Il ragazzo delle vie blu, non so se, forse su questo ci siamo. Poi c'è la generazione X, che è quella che appartiene più a me, e ecco, mentre i boomers lavoravano per vivere, la generazione X viveva per lavorare, ed è quella che poi in adolescenza ha iniziato ad avere i primi computer a casa, a iniziare a lavorare con le mail, a conoscere questo mondo che un po' stava crescendo. Poi sono arrivati i millennials, generazione X, io vagabondo, l'ho detto, sì. Millennials siamo tra l'80 e il 95, più o meno. La canzone che ho pensato e scelto è Terra Promessa di Eros Ramazzotti. E
i millennials hanno iniziato a conoscere molto bene internet. Dovete sapere, per esempio, che quando io entravo in classe in aula informatica, loro conoscevano il computer molto più di me, e già dovevo fare il vigile urbano in classe per riuscire a bloccarmi. Oggi, con gli adolescenti di oggi, non sanno nemmeno accendere il computer, perché c'è lo smartphone, che è un capitolo a parte. Millennials, la canzone che ho pensato e scelto è Mondo di Cesare Cremonini, non so se la conoscete. Entriamo in un mondo un po' più vicino agli adolescenti di oggi, che sono la generazione Z. Ecco, preparatissima la prof. Che canzone scegliereste per la generazione Z? Io ho pensato a Annalisa. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia lui. Ecco, questa fluidità, ecco. E questo è il mondo degli adolescenti, e spesso i luoghi comuni che gli adulti hanno sugli adolescenti nascono perché tendiamo a leggere la realtà degli adolescenti sulla base della nostra esperienza di adolescenti e non sul loro sentire. Quello che è stato detto anche prima è molto importante. C'è un grande problema, la fragilità adolescenziale è strettamente legata alla fragilità degli adulti, e mi ci metto in prima persona, cioè non è un giudizio, come giustamente l'assessore mi sembra dicendo, non è un giudizio verso gli giovani, non è un giudizio nemmeno verso gli adulti, però è una presa d'atto questa, no? C'è un grande problema di fragilità adulta che non sa, che fa fatica ad identificarsi con gli adolescenti. E questo perché? Perché siamo cresciuti noi adulti con un certo stile che aveva dei modelli educativi completamente diversi rispetto a quelli attuali. Si diceva, parlavamo del Minotauro, no? Uno dei mantra di questa associazione di Milano, dove io poi ho avuto la possibilità di formarmi in questo master di psicologia dei nuovi media, si dice che tendenzialmente in questa società si tende a adultizzare l'infanzia, cioè far vivere i giovani, fanciulli, ragazzi, bambini, no, come degli adulti. Poi, quando si arriva all'adolescenza, si infantilizza l'adolescenza. Perché? Perché il bambino che cresce deve crescere, deve avere 1000 stimoli, 1000 relazioni, fai sport, fai danza, fai teatro, fai questo, fai quell'altro, tra l'altro con grandi aspettative, con genitori molto spesso presenti virtualmente ma non presenti fisicamente, la famosa madre virtuale che comanda tutto attraverso i gruppi WhatsApp delle classi elementari e delle medie, però poi quando si arriva in adolescenza metti via quel cellulare. Ma come? Fino all'altro ieri, se eravamo al ristorante, me lo davi perché così davanti al cellulare sto buono, davanti ai video di YouTube non mi vedi, non mi senti, e adesso però mi dici che devo stare chiuso in camera, studiare, patire le pene dell'inferno, eccetera. Ecco, questa è il grande problema della fragilità adulta con la quale noi ci ritroviamo, cioè con la quale i giovani e gli adolescenti si ritrovano oggi a dover a che fare. E da questo nascono i luoghi comuni sugli adolescenti che sono legati a questa fragilità adulta, e sono l'adolescente onnipotente, l'adolescente trasgressivo, l'adolescente pulsionale. Purtroppo non è così, non è più così. Intanto l'adolescente non è onnipotente, non lo è mai stato, cioè gli studi dicono che il bambino si sente onnipotente, ma l'adolescente incomincia a conoscere un aspetto della vita che poi lo porterà avanti per tutto il resto della vita, che è quello della morte. L'adolescenza ha paura della morte. Tutte le volte che incomincia ad avere condotte trasgressive o autolesioniste, o anche condotte legate un po' al mondo del suicidio, ecco, sono tutti modi per cercare di dare un senso a quella paura. L'adolescente non è trasgressivo. Una volta, penso all'uso delle sostanze,
Una volta l'uso delle sostanze, i cannabinoidi, l'alcol, era legato alla trasgressione di un mondo che era molto sessuofobico. Oggi non più. Oggi gli studi dicono che l'uso delle sostanze è più legato alla volontà di anestetizzare quel dolore, quella paura, legato alla paura della morte. L'adolescente pulsionale. Gli studi oggi dicono che è molto meno legato all'idea del sesso fisico. Ecco, non conta più con penetrare il corpo dell'altro per l'adolescente, ma conta molto stare nella mente dell'altro, essere presente nella mente dell'altro. In questo senso i social hanno una grande rilevanza, una grande importanza, perché i social portano gli adolescenti a creare, a cercare quelle relazioni che sono poi virtuali perché c'è un grande senso di vergogna dietro, l'adolescente ha un grande senso di vergogna spesso, da cui nascono poi le reti sociali, i famosi fenomeni dei NEET, no? Ecco, sarebbe un tema enorme. Ecco. Tutto questo, insomma, ho detto quello che... Grazie a Davide Carboni. E ora la parola a Valentina Dotto, assistente sociale, responsabile dell'unità operativa minori e famiglie a disabilità del comune di Udine, che lavora per un progetto bellissimo per la compensazione della povertà educativa di giovani disagiati in collaborazione proprio con Casa Cavazzini. Vedete il valore aggiunto di essere qui oggi. Anche Valentina Dotto ha letto il tuo libro, ha ritrovato tante tematiche in cui ieri dalla chiacchierata mi diceva, vedi proprio questo tema del rapporto tra generazioni così attuale, così reale. E allora proprio a lei chiediamo di un po' definire le coordinate spazio-temporali e in qualche modo ci porterà nel contesto territoriale per localizzare un po' questo disagio giovanile qui nel nostro territorio e poi, dicevo appunto, spazio-temporali, il futuro, questa grande ansia per il futuro, come rendere vivo, tangibile qualcosa, questa prospettiva del domani. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto mi sento anch'io di ringraziare per l'invito. Devo dire che quando Vania mi ha proposto questo incontro l'ho letto come un segno del destino, perché da una persona, da una bambina insomma, che ha fatto i conti con questa amicizia gelatinosa che si espande, e mi sono trovata oggi insomma pubblicamente a parlare di questa che è un'emozione che per la mia generazione, la generazione X credo di essere io, credo la X, è un tema su cui appunto poco si affrontava, poco si trattava, ed è la generazione dei genitori di oggi, genitori che riprendendo lo spunto del collega, sicuramente sono genitori che rispetto alle generazioni precedenti dedicano molto ascolto, la famiglia ormai è affettiva, mamma, papà, sono tutti a rincorrere insomma il bambino fin dalla nascita, insomma dentro una dimensione affettiva che però ci interroga sul tema dell'essere affettivo, ma dell'essere anche in contatto, in ascolto, perché essere in ascolto con l'adolescente, essere in ascolto con le emozioni di sofferenza implica riuscire ad essere radicati, essere fermi e riuscire ad accogliere anche l'emozione difficile. Ed è forse questa una delle grandi fragilità delle nostre generazioni X di genitori di oggi, che in qualche modo aneliamo la felicità, il successo e pensare all'ansia che la colleghiamo spesso a qualcosa che culturalmente, mi sento di dire, è ancora poco accettabile nella società attuale, perché la salute mentale è un po' qualcosa che deputiamo sempre a un non detto, a qualcosa che un po' insomma più facile dire di avere male in ginocchio, di essere presa da un'emozione così potente come quella di Asia. In realtà è un'emozione che è sempre quanto più vissuta. Mi viene da anticipare alla professoressa già alla scuola della primaria.
I miei figli hanno visto questo libro e hanno detto: ma mamma, ma lei diabete di ansia? Perché il tema dell'ansia in età scolare credo sia uno dei primi temi, insomma, che viene portato di accesso al servizio specialistico per la trattazione e valutazione. Per cui mi viene da dire, insomma, siamo in un'epoca in cui forse parlare di questi temi e metterli al centro è forse anche un po' uno degli unici modi per poter un po' rendere accessibili un po' a tutte queste emozioni che proviamo. E proprio poco fa, insomma, non so se conoscete quel bellissimo film, cartone animato Inside Out, che ha messo al centro le emozioni. La nuova versione mette come emozione nuova l'ansia, per cui mi sento di dire in termini di prospettive future che abbiamo, insomma, delle buone prospettive per iniziare a trattare di questi temi che, se lasciati dentro le stanze di ciascuno, sicuramente sono delle esperienze terribilmente dolorose, come quella poi che Asia descrive nel primo capitolo. Rispetto appunto all'adolescenza, mi sento appunto credo che il primo aspetto come servizi, come operatori, come cittadini, è che iniziamo un po' a decostruire questi paradigmi dell'adolescenza in termini di controllo, di normalizzazione, ma molto rigidi, molto statici, e invece guardiamo al fenomeno, così come negli studi recenti, che citava appunto anche il collega, ci stanno dicendo che dentro il disagio adolescenziale uno dei temi forti è proprio quella fatica del desiderio, la grande difficoltà dei giovani di prefigurarsi e costruire un progetto futuro proprio autentico, personale, assolutamente anche originale. E in questo il dottor Lancini, che tra l'altro è un didatta del master del collega, prima ci siamo scambiati così un po' queste considerazioni, ha pubblicato, scrive tantissimo di adolescenti, ha appena pubblicato un saggio che si intitola Sii te stesso ma a modo mio, e parla proprio di questo tema appunto della fragilità dei genitori, che è qualcosa di più del dire ma insomma ti abbiamo cresciuto, ti abbiamo spinto, ti abbiamo fatto socializzare e cerca di essere all'altezza delle nostre aspettative. Oggi Lancini dice siamo nella fase del post-narcisismo. Io ti faccio, sì, ti fai te stesso, però cerca di stare in linea con tutto l'investimento che ho fatto di te, dentro un grande tema della fragilità adulta che poi ritorna nelle nostre famiglie, di grande immobilizzazione dei corpi dei ragazzi. I ragazzi difficilmente, i bambini, ancora più i ragazzi, li vediamo nelle strade, li vediamo appunto, come dice Lancini, con i cerotti addosso, perché c'è la iperprotezione anche dentro quello che si pensa, insomma, il genitore dice è in camera sua, non esce con i ragazzi, non sta in città a drogarsi. Questo tema della trasgressione adolescente legata alle sostanze, l'idea che il ragazzo sia in casa, in qualche modo un po' spesso il genitore si sente anche un po' più sicuro. Ma questo che rischio comporta? Comporta il grande rischio che poi dentro, insomma, i ritirati sociali, che è uno dei fenomeni, insomma, che sta impattando anche nel nostro territorio, c'è la grande fatica di sostenere lo sguardo dell'altro. Il ritirato perché si chiude dentro? Perché non sostiene lo sguardo del coetaneo, lo sguardo dell'adulto, ed ecco che quindi il fatto delle tecnologie sono uno strumento che il genitore adulto deve imparare a conoscere, che deve però aiutare, ed è qui la prospettiva che nelle politiche pubbliche degli investimenti nell'aprire a tutto il tema delle esperienze, a tutto il tema del contatto appunto con la realtà. E anche qui sorge una domanda di cui ieri poi mi sono confrontata, perché dire chi sono i giovani oggi è una domanda un po' fuorviante, perché l'adolescenza è una stagione di vita dinamica, evolutiva, che molto dipende dall'ambiente. Dove è un adolescente? Perché l'adolescente del quartiere di Napoli non è l'adolescente di Udine. Ed ecco che quindi la domanda che noi ci siamo posti come servizio è sul territorio: e gli adolescenti dove li
andiamo ad incontrare nel momento in cui noi vogliamo con gli adolescenti iniziare ad affrontare dei percorsi, perché anche qui il tema l'adulto ci deve essere, ma deve essere anche in grado di essere invisibile quando serve, perché anche la presenza costante dell'esserci è un po' il come dentro questa possibilità e capacità di decentrarsi nel momento in cui l'adolescente ha bisogno di sperimentazione, ha bisogno insomma di riuscire a fare esperienza di realtà. Allora, su questa dimensione che sicuramente la pandemia ha in qualche modo nel nostro territorio come a livello nazionale in qualche modo un po' esacerbato qualcosa che c'era già nelle storie, nelle famiglie, dentro le mura domestiche, ha fatto sì che ci siamo proprio domandati, riportando al centro proprio il tema del desiderio, dell'esperienza, che cosa il territorio per questi ragazzi offriva, anche perché queste riflessioni sono anche nate leggendo il fenomeno della dispersione scolastica. Questo è un tema che magari ne sentite a livello nazionale, che credo che se dovessi fare un sondaggio, insomma, così proprio casalingo, la percezione di questo fenomeno nel nostro territorio probabilmente, insomma, credo insomma, che sia medio-bassa. In realtà, perché lo si connette a sicuramente territori in cui le disuguaglianze sociali e le povertà economiche sono molto alte, questo fenomeno ha delle incidenze elevate. Però è un termine cappello, attenzione, perché dentro la dispersione scolastica vi è una moltitudine di percorsi, ci sono sicuramente i bambini, ecco, se passiamo all'espressione scolastica, il primo stereotipo che per noi viene in città qual è? Insomma, dei bambini magari del campo rom, dei bambini insomma che vivono magari in particolari situazioni. In realtà i dati del nostro territorio che sono, lo stiamo iniziando, insomma anche questo è un fenomeno insomma, che emerge con fatica, riguardano invece una serie appunto, di ragazzi di cui l'età è molto alta. Dicevo un termine cappello, perché dentro la dispersione ci sono i bambini che a scuola non ci mettono mai piede, ma attenzione, ci sono anche i bambini che vanno a scuola 2 o 3 giorni e poi si assentano, e che magari vanno un giorno perché papà e mamma insomma in qualche modo devono anche dargli insomma il contentino per farli stare quieti e buoni, e dopo appunto però non arrivano alla fine del percorso scolastico. Da una rilevazione che abbiamo fatto appunto in città, per esempio, l'individuazione della dispersione è molto alta alle scuole medie. Le scuole medie un'età, corrisponde ad un'età di grande così, insomma, anche complessità e fatica. E questo ci deve dire come dobbiamo mettere un po' un pensiero innovativo nei confronti dei ragazzi, degli adolescenti e delle famiglie, perché i nostri interventi non devono mai perdere di vista l'adulto di riferimento. E da qui, come sempre, insomma, almeno così nel mio percorso insomma, lavorativo, contano molto gli incontri dentro un pensiero insomma, dell'idea di una cultura che cura. Abbiamo insomma, incontrato insomma, la cura e la cultura, appunto la collega Vania, con la quale ho condiviso questa idea di poter pensare a dei percorsi da proporre a dei ragazzi, a delle ragazze che noi seguiamo, che vivono situazioni di disagio familiare, personale, ma che in qualche modo sono lontani dall'esperienza. E badate bene, esperienza legata anche al contatto con la città, con l'ambiente, con i luoghi della città, dentro il pensiero di una cultura come dire, non passiva, ma di un adolescente che è fruitore e protagonista dei luoghi di cultura. E quindi abbiamo appunto così avviato in via sperimentale questo progetto di intreccio tra area sociale, educativa e cultura. I nostri ragazzi accompagnati dai loro educatori, perché se non mai arriverebbero al museo da soli, e insieme appunto alle colleghe delle esperte di didattica museale abbiamo iniziato a coinvolgere i ragazzi, ma rendendoli protagonisti, facendoli creare dei podcast
ragazze dentro questo concetto della peer-to-peer, perché se è l'adulto, voglio dire, della generazione X che coinvolge a poco appeal, allora l'idea insomma che il giovane coinvolge il giovane dentro il linguaggio del giovane, lo va a trovare dov'è, e dentro appunto l'oggetto cultura, il quadro che veicola dei linguaggi che spesso la comunicazione il verbale non arriva. È stato interessante l'esempio appunto di una educatrice che ci ha raccontato con una bambina straniera, perché anche lo strumento del linguaggio per altre culture non è così semplice, soprattutto nella trasmissione di emozioni complesse. E questa bambina davanti a questo quadro banalissimo che nessuno di noi si sarebbe, più di quello insomma, ecco, soffermato, gli è arrivata addosso un'emozione fortissima, si è messa a piangere, e grazie all'educatrice e alla collega appunto dei musei che sono riusciti insomma a tradurre in parole questa emozione molto forte che il quadro le aveva evocato. E quindi abbiamo appunto pensato insomma di valorizzare e di portare appunto questi ragazzi in queste esperienze che ci auguriamo insomma di poter continuare, di poter proseguire proprio appunto dentro questo tema dell'essere insomma anche protagonisti della propria città, perché badate bene, a noi può apparire folle, però noi abbiamo bambini e ragazzi che non hanno mai visto il mare, io lo dico spesso e voglio dire, in 40 minuti arriviamo a Lignano dove va la protagonista, ed è stato bellissimo leggere la protagonista a Lignano. Però ecco, il tema delle povertà educative è molto alto, e povertà educativa non vuol dire non avere lo smartphone dell'ultimo modello, perché spesso sono ragazzi, famiglie che hanno appunto lo smartphone di ultimo modello, ma delle esperienze di vita reale in qualche modo insomma sono poco carenti. Ci tengo a dire che è un progetto che ha coinvolto le famiglie, perché noi abbiamo appunto famiglie. Ragazzi, siete contenti degli educatori, ma abbiamo coinvolto nell'ultima giornata le famiglie che non ci immaginavamo una grande partecipazione. In realtà abbiamo fatto questa giornata finale al museo, al castello di Udine, invitando tutti, ecco, era fine estate, quindi sottolineo anche questa dimensione meteorologica, il sole a picco, 40 gradi, immaginavamo nessuno, sono arrivati questi genitori un po' arrancando, avete presente la salita del museo, con questo tema insomma di grande emozione anche appunto per questi genitori nel vedere il coinvolgimento dei propri ragazzi e ragazze in un progetto, insomma, in un luogo simbolo della nostra città. Grazie. Grazie a Valentina Dotto. Io ridarei la parola ad Antonella Sguez, perché è giusto che in qualche modo riprenda il filo del discorso proprio da queste che sono state le riflessioni. Direi che siamo partiti dall'arte, con quell'immagine delle ferite proprio, no? Dell'autolesionismo, e abbiamo ascoltato come l'arte possa diventare una risposta a quel disagio, e quindi è un'immagine che ci fa guardare al futuro con valore, e sottolineiamo allora il valore dell'arte e della letteratura. Antonella, abbiamo ascoltato da tutte queste riflessioni la complessità della fragilità degli adolescenti, ma anche quando sia difficile essere genitori, perché sentivamo prima esserci, non esserci, essere invisibili. Ecco, ritorna a te la parola, no? Perché veramente abbiamo sentito quanto il tuo lavoro letterario sia in dialogo con la realtà interiore, la realtà sociale. Grazie. Difficile? Sì. Volevo solo dire, non scappate poi alla fine, perché forse qualcuno ha piacere di fare qualche domanda o qualche intervento. Non vedevo nessuno in fuga. Comunque grazie. Sì, da dove riprendere? Perché sono state, come dire, espresse delle riflessioni che mi sono sembrate veramente a 360 gradi, molto interessanti. Tanto ci sarebbe ancora da dire sul fatto che io sono sempre
rimasta colpita negli ultimi anni. Ho insegnato fino a pochi mesi fa, ma questa è una realtà che mi viene restituita anche da altri territori, parlando con insegnanti che possono essere quelli di Ferrara o di Ivrea o di Milano o della Puglia, come lo scorso anno a maggio ho concluso con una serie di scuole da Lecce a Taranto o a Bolzano. Che è questo elemento, che spesso questi ragazzi, ecco questo è quello che ti colpisce, che ci colpisce nel profondo, tendono ad indirizzare i loro disagi verso se stessi piuttosto che verso i conflitti intergenerazionali. Questa è un'altra grande differenza. Mentre noi eravamo abituati, no, in fondo in qualche modo, alla lotta contro, questi ragazzi non lottano contro le altre generazioni, i loro disagi spesso implodono perché si ricadono, quindi c'è un'autoreferenzialità poi ci sarebbe moltissimo altro da dire, ma naturalmente insomma ci porterebbe lontano. Quindi che dire, io sarei anche tentata di lasciare spazio a voi. Trovo che poi la cosa più bella sia proprio quando in fondo è stato un dialogo a quattro voci, mi è sembrato che anche così inclusivo nei confronti di chi ci ha introdotto, però la cosa più bella è che quando il dialogo si trasforma veramente in una polifonia, no? Di osservazioni, di sensibilità, di curiosità. Quindi se siete d'accordo, cosa dice Martina? Io proporrei anche, so che c'è sempre bisogno di un eroico tagliaghiaccio, no? Iniziale che affronti appunto l'impresa britannica di esporsi per primo, però se in qualche modo vi è nata qualche suggestione, qualche interrogativo, qualche anche desiderio di esprimere, perché poi immagino che per molti di noi ci sia qui anche non soltanto siamo insegnanti, ma genitori, in alcuni casi forse nonni, zii, quindi direi che potrebbe essere bello. Allora rompo il ghiaccio perché devo improvvisare. Diciamo, parlo come nonno. Ecco, allora, diciamo, parlo come nonno perché è venuto un dubbio sentendo quello che si diceva a proposito degli smartphone, perché ahimè siamo nella condizione che certe volte, io poi sono molto giocoso, ma ogni tanto capita di avere da fare e allora accendo la televisione, canale 44, canale 41 e guarda. E poi una volta mi è venuta anche l'idea di dire alla mia nipote di 6 anni guardiamo i vulcani, e da quel momento lei mi chiede continuamente accediamo a YouTube eccetera. Allora io preso dalla paura ho cominciato a frenare, però ogni tanto do lo smartphone e poi però dico guarda che però tu lo smartphone personalmente non lo puoi avere fino a quando non sarai più grande, ma quando sono grande a 12 anni, a 13 anni, a 14 anni, a 16 anni, dico guarda perché ci sono molti pericoli, quindi fino a quando te lo dà il nonno e ti guida e lo vediamo assieme va bene, però lei però comincia a dire lo voglio, eccetera. Come ci dobbiamo comportare? Qual è la strada corretta? Allora, non c'è una ricetta precostituita sull'uso dello smartphone e sicuramente però quello che è importante è che gli adolescenti siano accompagnati all'uso dello smartphone. C'è un bel progetto che tra l'altro è nato a Trieste, si chiama Parole Ostili, non so se ne avete mai sentito parlare, che proprio ha anche un percorso educativo da questo punto di vista e ha delle schede didattiche che io spesso uso in classe e quindi mi piace pensare all'adolescenza, è un bel esempio quello che lei fa e penso alle parole di Pellai, non so se avete mai sentito uno psicologo che parla molto di adolescenza e lo fa anche molto bene e dice l'età dell'adolescenza è l'età in cui tra genitori, tra adulti e adolescenti si fa un po' il tiro alla fune perché bisogna un po' tirare e un po' mollare, no? Questo è forse il segreto è questo di quello che diceva anche la collega, no? Quello di essere presenti e poi anche saper sparire, lasciare anche dello spazio per poter all'adolescente dare lo spazio per elaborare, però sempre in un contesto, diciamo così, di controllo, attenzione, non vorrei essere frainteso, di controllo, ma anche di lasciare andare un po' il tiro alla fune in questo senso,
Personalmente io penso che sia questo. Quello che non deve mancare è la relazione con il giovane. Se io entro in classe e dico oggi ragazzi guardate un film perché mi fa comodo come insegnante, che relazione ho creato con loro? Nessuna, però ho portato a casa la lezione, poi magari gli somministro delle schede. No, non va bene così, perché l'adolescente, chi insegna sa bene, cresce nella relazione e cerca la relazione dell'adulto, cerca l'adulto che possa identificarsi con lui, che possa comprendere anche il suo disagio, le sue ferite, i suoi dolori che ne hanno, le sue paure. Io posso portare questa esperienza e insegnando competenze digitali ho sempre poche ore alla settimana, ho tutte le classi e poche ore, quindi li conosco tutti, sono tutti gruppi WhatsApp, noi abbiamo i gruppi WhatsApp per le comunicazioni informali, per cui abbiamo tutti il numero di telefono. L'anno scorso mi hanno dato delle materie in più con una classe con la quale abbiamo iniziato proprio un percorso diverso. Quest'anno siamo tornati alla situazione precedente. I ragazzi di quella classe durante il riposo entrano in aula informatica e, approfittando che ho le caramelle o che questo e quell'altro, è nata una vera e propria relazione, e con alcuni di questi mi raccontano le loro storie, le fatiche con i loro genitori, con i compagni di classe. Ecco, questo è quello che non deve mancare, secondo me, non è porsi il problema cellulare sì o cellulare no. In classe è un grandissimo problema. Noi abbiamo un sistema, i cellulari, tutti dentro la scatola, ma non perché io voglio sequestrarvelo o cosa. Fissiamo questa regola, perché prof, non va, cioè, incomincia la trattativa. Sì, tutti nella scatola perché il cellulare è una grande distrazione. Allora, poi quando